tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, di seguito vi illustrerei il teorema della sinistra, che è condensabile facilmente in due affermazioni contrapposte. Nel dubbio, sempre contro la polizia. Nel dubbio, sempre con i criminali. È una semplificazione, ma una semplificazione che sgorga dalla cronaca di questi giorni. Primo Tempo, notizia recentissima, un uomo di 43 anni, il marocchino Abderrahim Fakir, è deceduto mentre venivano svolte delle operazioni di arresto che lo riguardavano. Il fatto è avvenuto ieri al quartiere Pilastro, quartiere molto difficile, segnato da una convivenza molto difficile tra comunità immigrate e cittadini bolognesi, durante appunto un controllo di polizia. A chiamare il 113 erano stati alcuni residenti, dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze, tant'è che quando arriva la volante sul posto l'uomo avrebbe dato colpi anche alla volante della polizia. A quel punto gli agenti avrebbero, come da prassi, spruzzato all'uomo lo spray urticante, lo avrebbero messo in sicurezza, quindi per terra con le fascette ai polsi. In seguito a queste operazioni l'uomo è deceduto, non si sa se se utilizzava sostanze stupefacenti, ha avuto un arresto cardiaco dovuto anche al legame tra quanto assunto e quanto veniva fatto. Questo non si sa, però in ogni caso è successa una tragedia, perché quando manca una vita umana è una tragedia in conseguenza di quelle che sembrano procedure di arresto normali di fronte a una persona che aveva colpito anche la volante delle forze dell'ordine. Comunque tutto questo sarà verificato e ovviamente la polizia ha già detto che le body cam degli agenti saranno ovviamente a disposizione della magistratura. Cosa si è incendiato in modo prevedibile, ma non per questo meno fastidioso? Il circo equestre della sinistra, dei suoi giornali, dei partiti di riferimento e via dicendo, a cominciare ovviamente da Repubblica, che titola "Morire nelle mani dello Stato". E poi c'è tutta una carrellata di uscite di capi, capetti, sottocapi del progressismo. Boccia: fare subito chiarezza, non si imiti il modello AIS, perché viene sempre bene il modello AIS, che non c'entra nulla ovviamente, che usa procedure diverse, che è peraltro un'agenzia differente, non replicabile in Italia, ma chi se ne frega, va tutto bene nella propaganda antidivise. Si unisce ovviamente al coro anche il sindaco Lepore, forse l'unica persona che riesce a scavalcare la sua segretaria Schlein, no, in ovvietà sinistrorse. Il sindaco Lepore oggi in piazza, ci avvisa Repubblica, giustizia per Abderrahim Fakir. E questo è il problema del sindaco, che invita appunto a chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir. Non vi tedio con ulteriori uscite. Comunque è tutto un processo politico, mediatico, intellettuale alle divise, che per costoro evidentemente di fatto sono colpevoli, a prescindere, o comunque l'empatia non va mai nei loro confronti. Se guardiamo il caso Roggero notiamo un automatismo di segno opposto. Zero empatia ovviamente per il gioielliere soggetto a 7 rapine, con violenze reiterate ai suoi familiari, picchiati, minacciati di morte anche nella rapina in questione, che ha evidentemente esasperato e sottoposto a uno stress inaudito nell'imminenza dei fatti. Ma tutto questo per loro signori non conta. Non hanno detto una sillaba sull'altra abnormità della sentenza Roggero, che urla veramente vendetta: di 780.000 euro ai parenti dei galantuomini, che possiamo definire criminali, no? Visto che si svegliavano con l'intenzione di rapinare gioiellerie, possiamo definirli criminali, no? Ecco, questo viene passato come normale. Cioè è normale che si dia un maxi risarcimento, scusate, ai familiari di questi criminali. Non si dice bah, e anzi
ce la si prende esclusivamente col gioielliere, rivelando un tasso di empatia umana verso questo lavoratore autonomo, padre di famiglia, coinvolto in un meccanismo tragico da cui non voleva essere coinvolto, anzi rispetto a cui era esasperato, zero empatia. Invece tutta l'empatia va verso il povero marocchino, perché nessuno ovviamente è contento di quello che è accaduto, ma sempre è automaticamente contro le divise. Vedete che è un automatismo ideologico, non si sta mai nel racconto, nella retorica, nello slancio anche diciamo politico esistenziale con chi difende la nostra sicurezza, si sta sempre con o criminali o presunti criminali, o comunque mai con le divise. È un teorema sghembo che non sta più in piedi e d'altronde tutti i sondaggi anche sul caso Roggero lo dimostrano. La sinistra sempre contro le divise che si chiude sempre gli occhi invece rispetto ai criminali è ufficialmente fuori dalla realtà degli italiani. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.